Piena soddisfazione viene espressa da Fedagripesca FVG per l'approvazione da parte del Senato di un emendamento al DL Agosto, che include anche le aziende vitivinicole e cerealicole tra i beneficiari dell'esonero straordinario del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Si tratta di un emendamento sostenuto fortemente dalla cooperazione, spiega Venanzio Francescutti, presidente di Fedagripesca FVG, che modifica gli articoli 222 e 223 del decreto rilancio, nel quale erano indicati i soggetti beneficiari della decontribuzione, individuati tra le filiere maggiormente in crisi. L'inserimento delle aziende vitivinicole e cerealicole tra i beneficiari dell'esonero è una misura il cui onere a livello nazionale è stimato in 52 milioni di euro. Ha così trovato una soluzione, conclude Francescutti, il problema dell'impiego delle risorse residue che non erano state spese per il comparto. Una soluzione che accogliamo con favore perché è una misura che, di fatto, destina le risorse finanziarie alle imprese produttrici.